economica ci dicono che anche gli analisti sbagliano. Senta, notaio, abbiamo sentito il racconto di Ida, francamente ha lasciato un po' tutti così, un po' perplessi nel momento in cui gli ha raccontato. Su questa casa però c'era già un'ipoteca e il notaio non ha fatto tutti gli accertamenti che avrebbe dovuto fare. E poi chi paga appunto alla fine l'acquirente. Come si spiega una cosa del genere? Ma la situazione particolare è difficile da analizzare senza conoscere tutti quanti gli elementi, anche se così come è stata raccontata effettivamente lascia un amaro in bocca. Diciamo che però eravamo anche in un'epoca diversa, non avevamo la legge del 2005 e che cambia con questa legge del 2005? Con questa legge cambiano molte cose, se viene applicata e se viene conosciuta. Nel senso che effettivamente non sarebbe stato possibile fare un atto con un'ipoteca iscritta su tutto l'immobile, perché l'ipoteca deve essere frazionata prima, ci sarebbe stato il diritto da parte della signora Ida di pretendere una fideiussione per tutte le somme versate prima di fare il rogito. A quell'epoca molto probabilmente con il rogito forse ha salvato il salvabile, perché magari senza l'atto avrebbe perso completamente tutto. E quindi diciamo che oggi abbiamo delle possibilità maggiori, questa legge effettivamente dà delle garanzie, il problema è che questa legge è molto poco conosciuta, non è di facile applicazione e quindi è indispensabile andare dal notaio molto prima. Se noi ci andiamo prima abbiamo la possibilità di avere una garanzia, io direi assoluta, a 360 gradi, se ci andiamo dopo avremo quello che è possibile che il notaio dia in quel momento. C'è una prima telefonata per voi, sentiamo chi è pronto.